Commissario, cosa è successo questa notte? Dalle 8 di ieri sera fino alle 4 di stamattina siamo intervenuti su questo incendio che ha interessato all'incirca un 25 ettari di terreno. Gran parte della riserva, della zona A della riserva e della zona B. Partito dalla parte della zona archeologica che si trova nella zona della Pianotta e ha interessato tutta quest'area fino ad arrivare al fiume Freddo e l'ha oltrepassato arrivando quasi nella strada che scende giù a Marina di Cortona. Grazie al vento è stata interessata anche l'area del boschetto, cioè l'area che è gestita dall'azienda Foreste Demaniali, dal Ponticello fino al Lido Bounty, quindi già anche qui sono circa 2-3 ettari di bosco. Fortunatamente grazie alla pulizia fatta ha interessato soltanto il sottobosco e non ha preso alberi, almeno questo. I lidi sono stati interessati? No, i lidi no, soltanto le passerelle di accesso all'ingresso. Quindi nessun problema per le persone, per No, le abitazioni? no, le abitazioni, questo dovreste chiedere soprattutto ai vigili del fuoco, perché loro hanno pensato all'interno delle abitazioni e qualche abitazione ha avuto qualche danno, ma sono state messe tutte quante in sicurezza. Al momento la situazione è sotto controllo? Sì, al momento è sotto controllo, c'è qualche piccolo focolaio che grazie al vento che si è alzato di nuovo si sta continuando ad alimentare, ma siamo tutti quanti qua in zona a sorvegliare. Grazie.